Magistratura, ha partecipato a convegno ieri ad Agrigento sulle ragioni del no, il contributo del procuratore Di Leo. Ancora ad anni dopo il passaggio del ciclone Harry, frana la collina dove insiste la futura biblioteca del parco archeologico, in pericolo le case Fiandaca. Ladri in azione nelle scuole, danneggiati distributori automatici di bevande. A Caltanissetta, sequestrati beni per €1 milione ad un pregiudicato vicino ad esponenti di Cosa Nostra. Open Day ieri all'Istituto Politi di Agrigento. Obesità, specialisti a confronto oggi a Caltanissetta. Panoramica sportiva sul fine settimana calcistico, Akragas, Empedoclina e seconda categoria nei nostri servizi. A tutti un saluto dalla nostra redazione. Apriamo con il referendum che vedrà protagonisti i magistrati, la separazione delle carriere. Ieri c'è stato un affollato convegno al Teatro Posta Vecchia alla presenza di diversi magistrati che hanno illustrato le ragioni del no al prossimo referendum alla giustizia, e noi abbiamo voluto proporvi un estratto dell'intervento del procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo e del magistrato Carlo Salvatore Amel dell'Associazione Nazionale Magistrati Disintellettuale di Palermo. Nel codice che non c'entrano con la riforma. La riforma non tocca nessuno degli aspetti di cui Manfredi ha parlato. Tocca l'assetto ordinamentale dei poteri dello Stato. E come ho sentito dire con un'espressione molto felice, secondo me, in una riunione del Comitato per il No a Roma allo scrittore Maurizio De Giovanni, che dice: io sono uno scrittore, non capisco gli aspetti tecnici della cosa, però la mia impressione è che questa riforma non fa altro che fare un buco nel muro. Noi abbiamo una Costituzione che è stata scritta in un'epoca e dopo un conflitto mondiale sulla base di determinati principi. E uno dei principi su cui si fondano le democrazie liberali, come ci hanno insegnato a conoscerle, è quello della separazione dei poteri. Con questa riforma i poteri diventano 4, o almeno 2 più un mezzo e più un mezzo, perché il potere giudiziario viene spaccato. Qual è lo scopo allora di questa riforma? Vedete, ci sono aspetti tecnici che non dovrebbero destare scandalo. Un PM è dipendente dall'esecutivo, c'è in Francia, c'è in Spagna, però lì c'è il giudice istruttore, cioè c'è un giudice non dipendente dall'esecutivo che prende le carte e in autonomia porta avanti le indagini e poi mette in mora la fiscalia in Spagna o il pubblico ministero in Francia quando gli presenta le prove e gli dice: fammi le tue richieste, e non è legato a quelle richieste. Qua c'è il presidente Cardinale, era così anche da noi fino al 1989, quando è entrato in vigore il nuovo codice. Si formalizzava l'istruttoria, il giudice si faceva la sua indagine, interloquiva col PM quando era necessario e il PM faceva le sue requisitorie. Vorrà la signoria vostra contestare A il reato D così formulato, e quello era il compito del pubblico ministero. Infatti in Spagna il pubblico ministero non conta praticamente nulla, ma c'è anche di più. Il pubblico ministero è un organo gerarchizzato in Spagna. Qui in questa riforma questi aspetti che possono apparire marginali non vengono assolutamente trattati, vengono rinviati alla legge successiva, una legge ordinaria. Ora si dirà: un pubblico ministero, un magistrato, soprattutto un procuratore della Repubblica, non dovrebbe intervenire in un dibattito pubblico di questo tipo perché si schiera politicamente. Beh, io credo che ci siano dei momenti in cui occorre schierarsi,
occorre parlare, è necessario per la salute pubblica. Se ho deciso di parlare stasera è perché a me tendenzialmente danno fastidio le cose fatte male, così come mi danno fastidio le indagini fatte male, che quotidianamente siamo costretti a vedere, perché non tutto può essere fatto bene. Ma cavolo, se metti mano alla riforma della Costituzione cerca di farla bene. La partecipazione del magistrato nel dibattito pubblico secondo me arricchisce in questo senso repubblicana, perché si tratta di una riforma costituzionale, è la Costituzione che viene modificata, il nostro contratto sociale, la regola base del vivere comune, e purtroppo è stata modificata a colpi di maggioranza relativa. Ecco, io penso che l'idea di questa riforma sia un'idea divisiva. Il Comitato per il No dell'articolazione territoriale di Palermo ha iniziato la sua attività a dicembre. Non è stata facile, ma non è stata facile in tutto il paese. L'Associazione Nazionale Magistrati viene accusata di tante cose, di diffondere notizie false, addirittura alcuni esponenti nazionali sono stati denunciati, Antonio Diella, Cesare Parodi, Rocco Marotti, il professore Enrico Grosso, persone per bene, colleghi seri, magistrati impegnati nell'associazionismo soltanto per passione, e purtroppo non sta spaccando soltanto la magistratura, è una riforma che spacca il paese, e c'è un clima che probabilmente avrà conseguenze che si vedranno per tanti anni a venire. Io penso che il 22 e il 23 marzo sia un'opportunità per far sentire dai cittadini la voce, la nostra voce, e per evitare che questa riforma entri in vigore, perché è una riforma che non serve al servizio giustizia, che non migliora il servizio giustizia e ha tante criticità che ora i nostri relatori vi esporranno, i colleghi vi esporranno, il professore Merlo, ci saranno tanti interventi. Io penso che i cittadini hanno uno strumento per opporsi a questa riforma, che è lo strumento che abbiamo da 80 anni a questa parte, che è la matita nella cabina elettorale, e penso che il 22 e il 23 marzo si possa mettere una bella X marcata nella casella del no come segno di impegno civile, perché, come dice questo manifesto, è giusto dire no. E adesso parliamo ancora di maltempo, perché una grossa porzione di collina è crollata nell'area dove si trova la casa individuata come futura biblioteca del Parco Archeologico di Agrigento, all'altezza di via Panoramica dei Templi, a poche decine di metri dal Tempio di Giunone. Ha reso noto il cedimento l'associazione ambientalista Mariamico, che ha segnalato il crollo alle autorità ed enti competenti. Lo smottamento franoso ha interessato una parte del versante collinare, quasi sicuramente a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi. Intanto arriva la replica del Parco Archeologico, che afferma che si è da poco concluso il sopralluogo congiunto condotto stamattina sui luoghi del crollo di una porzione di calcarenite nella zona di Case Fiandaca, avvenuto ieri. La verifica tecnica, dice il parco, ha permesso di accertare che il distacco dei massi si è fermato, che è avvenuto in una zona chiusa al pubblico, lontana centinaia di metri dall'area della valle e distante pure dalle stesse case Fiandaca, per quanto rientri in una zona ad alto rischio nota da anni. La stessa fratturazione, spiega il parco, da cui si è generato il crollo è nota da tempo, e proprio per questo già nel recente passato si era intervenuti a protezione della strada sottostante. È quindi infondata, dice il Parco Archeologico, la notizia che la frana sia avvenuta nei pressi del Tempio di Giunone, come visibile da foto satellitari. E da diversi anni la falesia di Zingarello continua inesorabilmente ad arretrare, senza che nessuno faccia nulla per impedire o almeno ridurre questo fenomeno, lo dice l'associazione ambientalista Mariamico di Agrigento. Qualche anno fa erano state stanziate delle somme per realizzare un progetto finalizzato a studiare questo fenomeno, poi invece le stesse, continua l'associazione ambientalista, vennero stornate sulla cattedrale di Agrigento senza però
peraltro essere utilizzate. Presto ci saranno ulteriori crolli, lancia l'allarme, che faranno sparire per sempre le colline e le spiagge di Zingarello, dice Mare Amico. Le intemperie degli ultimi giorni hanno messo in evidenza gravi criticità del cimitero di Porto Empedocle, dove i nuovi loculi costruiti di recente risultano allagati. Le foto e le segnalazioni dei nostri telespettatori parlano chiaro: muffa sui tetti, acqua che ristagna sul pavimento, in un luogo che dovrebbe garantire rispetto e dignità ai defunti e ai loro familiari. Una situazione inaccettabile che crea disagi a chi si reca al cimitero per rendere omaggio ai propri cari. Per quanto ci riguarda, noi giriamo la segnalazione agli organi competenti, auspicando un intervento immediato. E adesso la cronaca: ignoti ladri in azione in 4 istituti scolastici di Agrigento. In 3 incursioni il furto è stato consumato. Nel quarto, anche se sono riusciti a penetrare all'interno, non è stato portato via nulla. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì. Presi di mira il liceo Politi di via Crone, la sede distaccata della stessa scuola di via Matteo Cimara, la succursale del liceo scientifico Leonardo di via Dante. I balordi in tutti e 3 i casi hanno danneggiato i distributori automatici di bevande, caffè e snack, prelevando i soldi contenuti nelle cassette. Sempre in via Dante i delinquenti sono riusciti ad intrufolarsi nell'istituto comprensivo Quasimodo, uscendo a mani vuote. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti della sezione volanti della questura e i loro colleghi della squadra sopralluoghi della scientifica. A colpire sarebbe stata sempre la stessa mano. E sempre la polizia è riuscita ad identificare i partecipanti al parapiglia di alcune settimane fa in piazza Sant'Angelo a Licata. Sono tutti minori tra i 16 e i 17 anni, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Palermo. Dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di rissa, uno anche di violazione del DASPO urbano, visto che non avrebbe dovuto mettere piede vicino ai luoghi della movida. Ad incastrare i protagonisti della zuffa le indagini e i filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza posti a presidio delle attività commerciali della zona. Caltanissetta, normativa antimafia, la Polizia di Stato sequestra beni per 1 milione di euro ad un pluripregiudicato vicino ad esponenti di Cosa Nostra. La Polizia di Stato di Caltanissetta, con l'ausilio della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso ai sensi della normativa antimafia dal Tribunale di Caltanissetta, dal Procuratore della Repubblica, dal Questore di Caltanissetta. Il provvedimento riguarda un pluripregiudicato vicino a esponenti di Cosa Nostra di Nissena e ha interessato tutti i beni intestati al suddetto, nonché quelli allo stesso riconducibili ma fittiziamente intestati a persone diverse, legati a lui da stretti rapporti di parentela. Le indagini personali e patrimoniali svolte dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta, mediante l'utilizzo delle più innovative banche dati in uso alle forze della polizia, oltre alla pericolosità sociale del preposto, hanno consentito di accertare che nel corso degli anni, soprattutto dal 2005 in poi, era riuscito a accumulare un patrimonio immobiliare di particolare entità, utilizzando i proventi delle sue attività illecite, legate soprattutto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Accogliendo la proposta formulata dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Caltanissetta, sono stati sequestrati 4 beni immobili a uso abitativo e commerciale, 2 ubicati a Caltanissetta, 2 nella Regione Marche, una società sita a Caltanissetta che si occupa del commercio e noleggio di autovetture, nonché del commercio al dettaglio e all'ingrosso online di bevande alcoliche e analcoliche, un'impresa individuale di tabacchi con annessa ricevutoria dell'Olto, sita a Caltanissetta, 2 imprese
dediti all'attività di bar e 10 rapporti finanziari accesi su diversi istituti bancari e postali per un totale di circa 1 milione di euro. In particolare è stata rilevata un'enorme sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni nella sua disponibilità, in quanto le entrate dichiarate non erano in grado di soddisfare le spese necessarie al sostentamento e allo stile di vita dello stesso e delle persone con lui conviventi. Per tale motivo si ipotizza, salva la presunzione di innocenza, che gli enormi flussi di denaro rilevati nei suoi conti correnti e di alcuni suoi prossimi congiunti siano da ricondurre esclusivamente al suo arricchimento illecito e che, rimpiegando tali capitali di dubbia provenienza, frutto anche di evasione fiscale, abbia acquistato beni immobili intestati a terzi soggetti al fine di eludere le investigazioni patrimoniali. Open Day nelle scuole ieri, partecipato quello del Politi, vediamo. Open Day oggi al Politi presso la sede distaccata, dove stiamo avendo tanta affluenza di ragazzi accompagnati dalla propria famiglia. Sì, è uno dei tanti momenti organizzati e dedicati proprio agli alunni e alle loro famiglie, perché un po' mettendoci nei panni di chi deve fare una scelta tanto importante e delicata, desideriamo offrire una pluralità di occasioni che possano far toccare con mano il clima che si respira a scuola. Sappiamo che un ragazzo di 13 anni chiaramente può già avere una sua vocazione, delle passioni, un indirizzo scelto e maturato nel tempo. C'è accanto a lui anche chi magari ha bisogno di conoscere anche gli ambienti, incontrare le persone, e sappiamo anche che questo è un percorso di 5 anni che li farà crescere, li farà diventare uomini, li porterà alla maturità. Per cui dedichiamo a questi momenti proprio ai ragazzi assieme ai genitori che conoscono i figli, che ne sanno distinguere le attitudini, il tempo dedicato allo studio, e che possibilmente hanno da rivolgere alla scuola altre domande rispetto a quelle che ci vengono poste dai più piccoli. In questo momento noi vogliamo ascoltare i loro dubbi, vogliamo rispondere alle loro perplessità, vogliamo essere compagni di questa scelta perché sia consapevole, perché sia maturata nel giusto modo, senza seguire una moda, senza seguire il compagno di classe che non si vuole lasciare, perché non sarà la quotidianità a costruire il nostro futuro, ma certamente la scoperta, una scuola che guarda negli occhi i ragazzi, che li segue, che cerca di farne emergere i talenti. Quindi oggi pomeriggio ci saranno tante attività realizzate dai nostri stessi alunni, che sicuramente hanno vissuto qualche anno fa questa esperienza e quindi possono con la loro viva voce raccontare, ma anche rappresentare quello che accade in questa scuola, sia attraverso le attività che sono più legate al curriculare, sia a quelle attività che sviluppano le loro potenzialità e gli hobby che coltivano anche fuori dalla scuola, nel canto, nella danza, con la musica, con le attività di preparazione ai test universitari. Il liceo Raffaello Politi continua la sua tradizione e si spende per aiutare in questa fase e sicuramente per rispondere. Oggi è presente il personale docente ma anche il personale non docente, proprio perché la scuola è una comunità e desideriamo offrire ciascuno per il proprio profilo di riferimento tutto il supporto necessario. Continueremo con questo tipo di esperienze, così come con il sabato mattina le occasioni per stare anche nelle nostre classi. Restiamo disponibili a qualsiasi tipo di incontro proprio per poter offrire la nostra esperienza e il nostro contributo. Professor Rancatore, oggi Open Day all'Istituto Politi presso la sede distaccata qui a Quadrivio. Oggi un ennesimo incontro con le famiglie degli studenti e delle studentesse delle classi terze medie di Agrigento e della provincia.
In questi mesi sono state diverse le iniziative che il nostro liceo ha messo in campo per orientare gli studenti. Quindi abbiamo fatto degli incontri in cui le famiglie sono state ospitate nelle nostre scuole e abbiamo chiacchierato con loro presentando la nostra ricca offerta formativa. E tutti i sabati del mese di dicembre e del mese di gennaio abbiamo aperto la scuola ai visitatori, quindi gli studenti praticamente hanno avuto la possibilità di trascorrere un giorno da liceali. E adesso oggi siamo qui per un altro incontro, un altro ancora prevediamo di farlo nel mese di febbraio. E per noi è un momento importante perché gli studenti e le studentesse hanno necessità di essere orientati in quello che sarà il loro futuro e quindi noi con i nostri laboratori abbiamo l'opportunità di far scoprire loro la nostra offerta formativa che spazia dal liceo scientifico al liceo scientifico con opzione scienze applicate, liceo scientifico STEM, liceo delle scienze umane, economico-sociale, nonché il liceo artistico che è il nostro fiore all'occhiello. In particolare cerchiamo di far comprendere alle famiglie e agli studenti l'importanza di fare una scelta consapevole, perché è una scelta importante, la prima scelta che gli studenti si trovano a fare, da cui poi dipenderà il loro futuro e il loro prosieguo negli studi universitari. Per quanto riguarda le novità, al di là dell'indirizzo artistico, noi sempre cerchiamo di mettere in luce l'importanza per esempio della curvatura STEM che abbiamo aggiunto al liceo scientifico. Gli studenti seguono un percorso curriculare normale sia al liceo scientifico scienze applicate e poi lo completano con la curvatura STEM, che sono 2 ore in coda all'orario. In una hanno la possibilità di approfondire lo studio della fisica con la robotica, quindi l'assemblaggio dei kit robotici, lo studio di Arduino. Nell'altra invece hanno la possibilità di conoscere uno strumento che magari gli potrà servire poi nel loro futuro, che è AutoCAD. Il liceo scientifico poi si completa ovviamente a partire dal triennio con il percorso triennale di curvatura biomedica. Sono tante poi le iniziative che portiamo avanti sia curriculari sia extra curriculari, in particolare per quanto riguarda lo studio dell'inglese, che è la disciplina che io insegno, viene potenziata con i corsi per la preparazione alla certificazione linguistica Cambridge, nonché con la progettazione Erasmus. Infatti fra poco 5 studenti insieme a 2 insegnanti partiranno per la Turchia, poi ci sarà una mobilità in Portogallo, quindi riteniamo importante anche che gli studenti facciano queste esperienze ad ampio spettro, proprio per prepararli a quello che sarà ad essere cittadini del domani. E stamane presso il Centro Culturale Michele Abate di Caltanissetta si è svolto un interessante convegno sulla obesità come patologia cronica. Vediamo. Parliamo di questa bella iniziativa oggi qui a Caltanissetta, un tema sull'obesità come patologia cronica che vede la presenza di tanti qualificati colleghi medici del settore. Sì, una bella giornata di confronto, di formazione, in un momento in cui è importante fare formazione e formazione di qualità, è un momento in cui l'obesità è riconosciuta come malattia, le evidenze scientifiche ci dimostrano che l'obesità ha delle basi biologiche, non è una scelta di vita e nel frattempo l'innovazione terapeutica ci fornisce farmaci molto efficaci, quindi possiamo trattare il paziente con obesità esattamente come trattiamo i pazienti affetti da altre malattie croniche. Ecco, stiamo vedendo anche l'intervento di tanti qualificati colleghi per dare il loro contributo a un approfondimento al problema dell'obesità, insomma un problema di caratura internazionale. Sì, siamo molto felici che abbiano partecipato diverse società scientifiche coinvolte nella cura del paziente con obesità e questo dimostra che c'è un interesse e un'attenzione comune per un problema che richiede veramente il contributo di tutti.
Quello che abbiamo scoperto dagli ultimi anni e negli ultimi anni grazie alla ricerca in campo medico è che l'obesità appunto non è una malattia del comportamento, cioè il soggetto appunto che ha un eccesso di peso di fatto ha dei meccanismi biologici e fisiologici come in tutte le altre malattie che determinano il suo aumento di peso e quindi che ne determinano una vera e propria patologia e quindi come tale questa malattia deve essere trattata. Che consigli dare, dottoressa? Beh, i consigli sono che comunque indipendentemente, cioè oggi noi abbiamo a disposizione sia dei farmaci, nei casi più gravi anche degli interventi chirurgici, però diciamo che alla base di tutto il soggetto può scegliere come alimentarsi e come muoversi, quindi la corretta alimentazione, quindi evitando dei cibi ipercalorici o comunque soprattutto dei cibi processati, ultraprocessati, è importante, così come svolgere una regolare attività fisica, perché questo al di là del peso ci consente di vivere in salute e di vivere anche più a lungo, quindi sicuramente lo stile di vita non è da tralasciare, ma è alla base di tutte le terapie oggi per il mantenimento del peso corporeo e anche per un invecchiamento sano e per la longevità fondamentalmente. Parlare di obesità quanto è importante in questo momento? E direi assolutamente importante, importantissimo, visto la elevata prevalenza di questa patologia cronica, che è la più diffusa e che ha la maggiore incidenza nell'ambito dell'endocrinologia metabolica e che poi è associata a tutta una serie di complicanze, se ne contano addirittura più di 200, che hanno un impatto sul sistema sanitario e sulla necessità delle persone che soffrono di questa malattia. Un contributo importante è il suo intervento nell'analizzare le cause e anche quali sono le risorse per cercare di affrontare un tema come quello dell'obesità. Sì, l'obesità è il problema, questo lo abbiamo capito. Se curiamo l'obesità preveniamo e curiamo tante altre malattie che vanno dal diabete all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari, anche i tumori. L'obesità è un problema che non è raro da affrontare ed è impensabile che si possa curare in ospedale. L'obesità va curata nel territorio, quindi scopo di questa conversazione di oggi era anche quello di risaltare questo aspetto. Come società dell'obesità, come attività anche universitaria, siamo molto impegnati nel favorire il diffondersi di conoscenze, di stimolare l'attenzione e gli aspetti diagnostici del territorio. Quindi i medici di medicina generale sono i nostri primi alleati in questa lotta. E sicuramente bisogna pensare dei sistemi, dei meccanismi che in modo virtuoso rendano armonico il lavoro di realtà che non sono staccate tra di loro. L'ospedale, i centri specialistici, i centri di riferimento in Sicilia sono stati identificati, hanno necessità di parlare col territorio, il territorio ha necessità di parlare con questi temi e soprattutto abbiamo sottolineato come c'è una ampia parte di questa popolazione che non ha una diagnosi di obesità. Solo il 40% della popolazione obesa ha ricevuto una diagnosi. Se non la diagnostichi, non la curi, non la tratti e infatti soltanto il 20% di queste persone in qualche modo riceve un trattamento. Ecco, c'è tanto da fare. La qualità è un percorso e non tutto si può realizzare dall'oggi al domani, però se ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo tutti i giorni per questo problema andremo nella direzione giusta. Intanto la sala assolutamente piena in ogni ordine di posto fa capire quanto sia molto sentito e molto importante questo problema. L'obesità è un'epidemia, una pandemia mondiale che per la prima volta in Italia è stata riconosciuta come patologia e questo è un passo molto importante. Il diabete e diabete tipo 2 soprattutto e l'obesità sono strettamente correlati perché l'obesità rappresenta sicuramente il principale fattore di rischio per sviluppare la malattia diabetica, specialmente in soggetti che hanno familiarità. Quindi bisogna intervenire molto prima della possibile insorgenza di un diabete, specialmente di un soggetto ad alto rischio, e oggi abbiamo molti strumenti per poter intervenire su questa malattia,
chiamiamola per com'è, attraverso sia ovviamente le abitudini di vita, lavorando sulle abitudini di vita del paziente, sulla dieta, sull'alimentazione, ma nei casi più complicati, più complessi, sicuramente abbiamo a disposizione oggi un armamentario farmacologico estremamente efficace, e nei casi ancora più complicati e meno responsivi alla terapia abbiamo ottenuto anche grossi passi avanti nella chirurgia bariatrica, che permette di ottenere risultati strepitosi e con meno sicuramente complicanze rispetto a qualche anno fa. Quindi è un lavoro che deve diciamo così, investire tutti i livelli di assistenza, soprattutto a partire dai medici di medicina generale, che già si impegnano in questo senso, perché sono quelli che hanno un contatto diretto è più diretto rispetto allo specialista con i pazienti, e poi ovviamente le varie specialità che sono la diabetologia, l'endocrinologia, la cardiologia, i dietisti ovviamente, tutti coloro quali si occupano di dietologia, devono essere chiaramente focalizzati in maniera molto stringente su questo problema. È di fondamentale importanza, perché l'obesità deve essere considerata come una malattia cronica ma anche ed evolutiva, che purtroppo molto spesso può portare anche a delle conseguenze molto pesanti. Qual è l'importanza di poterne parlare? L'importanza di poterne parlare è duplice: una di formazione per gli addetti ai lavori, quindi per tutti gli operatori sanitari che si occupano di obesità, e l'altra è di informazione. Bisogna informare anche noi comuni cittadini dell'importanza di sani stili di vita che fanno sì che non si arrivi all'obesità. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. E adesso lo sport, vediamo una panoramica sportiva che spazia dalla Serie D fino al girone di promozione, curata dal nostro Carmelo Lentini. In Serie D girone è l'ora del derby tra vicini di casa, tra Castrum Favara e Nissa, le cui sorti del campionato per entrambe passano dal risultato che scaturirà fuori dal Giovanni Brucoleri. Nisseni senza tifoso al seguito per la decisione della locale prefettura agrigentina. Gara in salita invece per la San Cataldese, che ospita il Forte Milazzo, mentre si rinnova il derby siciliano tra Messina ed Agiriale. Interessante altro derby a Barcellona Pozzo di Gotto, dove la locale Nuova Igea affronta la neo capolista palermitana Athletic Club Palermo, attualmente in vetta alla classifica. In eccellenza girone Alicata nel catino dello stadio Lo Monaco di Partanna e sabato contro la Parma Onqualle, Unitas Sciacca al Gurrera contro il Montelepre e Camarat al Vito Di Marco con il CUS Palermo. Sono queste le sfide che interessano le agrigentine del campionato di eccellenza girone A. Tutte e tre hanno buone chance per portare a casa punti importanti ed incrementare la propria classifica. Scendiamo di categoria nei vari campionati di promozione, partendo da quello A. Impegnativa trasferta del capolista Aragona allo stadio Nino Vaccara di Mazzara, una gara che non si presenta affatto facile per i ragazzi del presidente Luigi Monreale, a cui guardano con particolare attenzione sia il Gemini che l'Alcamo. Queste ultime rispettivamente giocano entrambe fuori casa, la prima a Casteltermini contro un avversario duro a morire, mentre la seconda magari più facile in quel di Aspra. Tutto ruota attorno a questi tre scontri, i cui finali inciderebbero fortemente sul proseguo del campionato di promozione girone A. In quello girone D, dove è impegnata l'Agregas, si gioca la quarta giornata di ritorno e per l'Agregas si profila una sfida tutta da vivere. La Totorrusso di Aragona ha in campo la sommatinese di Mauro Miciché, che proprio domenica scorsa ha superato a soldi reti il malcapitato Gela per 7-0. Compagine giovane, veloce, arricchita da alcuni giovani di grande interesse, la sommatinese è approdata in promozione proprio la scorsa stagione. Nella gara di andata l'Agregas si imposa a Sommatino con il minimo scarto 0-1 grazie alla rete vincente di Giama. L'arbitro di questa partita sarà Giuseppe Scalavino di Palermo, il quale verrà collaborato da Agatino Simone Ciaffaglione di Catania e da Elvira Rizzo di Enna. Ma
e la compagine del Priolo sarà impegnata invece sul campo dello Scortia. Intanto la compagine Caragantina ha provveduto all'ingaggio di un paio di calciatori. Si tratta del classe 2004 Cristian Casucci, centrocampista proveniente da alcune esperienze collegioni di Modena, Carpi, Prato, Lentigione e Fermana, e poi dell'attaccante Mirko Marrone, palermitano purosangue ed attaccante con il fiuto del gol. Marrone ha vinto un paio di campionati di promozione con Geraci e la scorsa stagione con il Camarat. Capitano, dopo la frenata di Rosolini, che clima c'è nello spogliatoio e come sta reagendo la squadra questa settimana? Sì, sappiamo che con il pareggio di domenica abbiamo perso un ulteriori 2 punti e ora il distacco di 7 complessivi. Però non c'è un po' di rammarico, c'è quello sicuramente, ma non c'è da piangersi addosso. L'Akragas non si deve aggrappare a niente, l'Akragas deve continuare a fare il percorso che ha intrapreso, percorrere diverse strade, ci sono diverse strade, bisogna farle tutte nel migliore dei modi, fino alla fine, combattere fino alla fine per cercare di arrivare all'obiettivo. Da leader del gruppo cosa serve in questo momento? Più testa, più cattiveria o più serenità? Ma in questo momento non serve sa che cosa. Ovviamente serve la serenità, la tranquillità, perché ricordiamoci sempre che giochiamo a calcio, non facciamo un lavoro bellissimo, quindi bisogna essere sereni e tranquilli sotto quel punto di vista. C'è solo da mettere la testa bassa e pedalare e lavorare, scendere in campo e dare sempre il massimo, perché io dico sempre che la prestazione non deve mancare mai, possono mancare i risultati, ma la prestazione non deve mancare mai. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello, in tranquillità, sicuramente facendo le prestazioni, dando il massimo, dando il 100%, i risultati arriveranno. La Sommatinese arriva ad Aragona con l'obiettivo di fare risultato. Che tipo di partita vi aspettate e quali saranno le insidie principali? La Sommatinese è giusto che domenica venga a giocarsi la partita e a provare a conquistare 3 punti, perché nel calcio funziona così, però da parte loro non so se è sempre stato così durante l'anno. Ma detto questo, non ci interessa più di tanto. Sappiamo che noi dobbiamo fare una grande partita, perché comunque sarà una partita come tutte le altre, tosta, agguerrita, quindi ci dobbiamo fare trovare pronti per cercare di metterci di nuovo subito in corsa, in carreggiata. Quindi sappiamo che abbiamo una partita difficile da affrontare. Un messaggio ai tifosi biancazzurri: quanto sarà importante sentire il loro sostegno al Totorusso? Per noi non è importante, è fondamentale il sostegno dei tifosi. Già non giocare all'Esseneto è qualcosa di, diciamo, importante, perché sappiamo tutti quello stadio che forza dà. Quindi l'appello che faccio ai tifosi è di starci vicino e di lottare insieme a noi, perché solo uniti si possono fare grandi cose. E ancora sport, un servizio sull'Empedoclina Calcio e la seconda categoria, sempre Carmelo Lentini. E scendiamo ancora di categoria. Nella prima, l'Empedoclina difende sul campo del Colomba Bianca all'attuale seconda posizione in classifica generale. La compagine di Mariano Cordaro sta attraversando un buon periodo di forma e vede sempre più vicina la prima poltrona, attualmente in mano al Fada. Quest'ultima sarà ospite dell'ostico Alessandro Della Rocca, che potrebbe dare una mano d'aiuto a se stessa ed anche alle cugine Cianciana e la stessa Empedoclina che inseguono da vicino.
Uno scontro tutto da seguire, il cui risultato potrebbe rimodellare l'alta classifica. Comoda sfida interna per il Cianciana di mister Salemi, che ospita la Bersitana. Ed ora la seconda categoria, anticipa questo sabato la sfida d'alta quota tra Marineo Soccer e il capolista River Platani. A questa sfida guarda con interesse il Caccamo, ad un punto dalla vetta, e che sogna sempre di riappropriarsi del primo posto. Quest'ultima in ogni caso non avrà vita facile, dovendo scontrarsi con il Saraceno di Ravanusa, che sta attraversando un buon momento. Occasionissima invece per il Bovo Marina Montallegro, con l'ultima della classe Petralia tra le mura amiche. Anche per il Favara obiettivo vittoria in casa con il malmesso Buonpietro. Infine il Menfi ospita il Giuliana. Partita difficile, lo sapevamo, sapevamo di incontrare una squadra organizzata, una squadra che ha elementi di qualità. Nel primo tempo abbiamo peccato un pochino per quanto riguarda l'atteggiamento, però alla fine siamo riusciti a concretizzare le palle gol. Nel secondo tempo invece abbiamo rivisto insomma, tutto il nostro lavoro, tutto il potenziale e comunque tutto il carattere che riusciamo ad avere quando facciamo quello che dobbiamo. Una partita che sicuramente è andata meglio di quanto pensassi, quindi significa che abbiamo fatto tanto veramente anche oggi. Pensiamo alla prossima con calma, con serenità e soprattutto con umiltà. Sono contentissimo per quello che hanno fatto i ragazzi, più nella seconda parte di gara ovviamente, ma ci può stare, stiamo giocando mercoledì e domenica, quindi un pochino di calo sia mentale che fisico penso sia più che giustificato. Quindi ci teniamo questa vittoria e andiamo avanti sempre col solito ottimismo e la solita umiltà. Ecco. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia sia dentro che fuori dal campo, perché è stata una partita tosta, molto difficile. Siamo una squadra molto sfortunata secondo me quest'anno, perché anche oggi abbiamo dominato tantissimo, però ci bastano 2 errori, 2 o 3 disattenzioni durante la partita e la riaprono sempre, tornano in gara, però noi ancora con carattere, con tanta voglia e sacrificio l'abbiamo portata a casa. Ci aspetta ancora un campionato, c'è ancora un campionato molto lungo, ci sono delle battaglie da affrontare, però stiamo lavorando settimana dopo settimana, come ha detto il mister abbiamo tante partite, adesso ne faremo 10 ne faremo 4 nel giro di 10 giorni, però siamo ancora qui, non molliamo e ci crediamo fino alla fine. Sapevamo che era una partita difficile, infatti all'inizio loro erano ben messi in campo, ci aspettavano, però poi come dice il mister nello spogliatoio abbiamo parlato, ci siamo rimessi come sappiamo noi, diciamo. Il mister ha detto quello che dovevamo fare in 4 parole e siamo entrati in campo con la giusta voglia e infatti l'abbiamo dimostrato. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo creato non so quante palle gol e alla fine il risultato è stato quello che volevamo. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni ricordandovi che la nostra informazione potete vederla sul 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino e poi sui nostri canali social, naturalmente sul nostro 268 che ci permette di vederci in tutta Italia e ancora sul nostro sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per l'attenzione, arrivederci, a presto.